che viene prodotto a livello IMU e che effettivamente è un saldo negativo. Allora qui mi pare che la previsione fatta originariamente dal governo sia completamente errata, bisogna trovare strumenti per riuscire a riequilibrare la situazione, perché ricordiamoci che i comuni sono i veri grandi erogatori di servizi per i cittadini. Questa è una tassa che quando è stata introdotta si era detto politicamente che sarebbe servita ai comuni, qua invece lei, secondo quello che lei dice, ci troviamo con dei comuni che fanno gli esattori per avere meno soldi di quelli che avevano prima. Ma la sostanza è che a me pare che quando è stato abolito l'ICI sostanzialmente abbiamo avuto un periodo in cui non abbiamo pagato le tasse allo Stato più che ai comuni, e che adesso ci troviamo a pagarle tutte insieme. La verità è che oggi dell'IMU una parte soltanto rimane ai comuni, il resto va allo Stato, evidentemente per tappare ancora i buchi degli interessi che corrono, e questo non è certamente il miglior servizio che possiamo fare ai cittadini. Peraltro questa parte che rimane ai comuni era quella che comunque veniva trasferita anche prima dallo Stato? No, è un pochino meno, perché per fare un esempio del mio comune, ad esempio, entra 1 milione di euro in meno esattamente rispetto a quello che entrava prima, quindi evidentemente c'è proprio un problema strutturale di fondo rispetto a come viene sostanzialmente creata, insomma, la struttura proprio della fiscalità in Italia. Siete arrabbiati? Beh, siamo arrabbiati, ma soprattutto sono arrabbiati credo i cittadini. Grazie. Grazie.